Sotto gli occhi del ruzzante e di molti padovani curiosi si è alzato il sipario sulla facciata restaurata dello storico Teatro Verdi, uno dei luoghi simbolo di Padova. Il Verdi venne realizzato per volere dei nobili patavini in sostituzione del Teatro degli Obizi e fu inaugurato nel 1751 con il nome di Teatro Nuovo. Negli anni subì vari interventi di restauro, il più significativo quello progettato dall'architetto Iappelli a circa un secolo dalla sua apertura. La storia del Verdi si intrecciò anche con quella dei conflitti mondiali. Durante la Grande Guerra venne devastato da un bombardamento, ma seppe risorgere. Oggi, dopo 150 giorni di lavoro, la facciata è tornata a risplendere. Stiamo lavorando perché? Perché la nostra città, tutti i suoi luoghi simbolici, siano all'altezza di una città che ha l'ambizione di essere patrimonio UNESCO dell'umanità. Quindi questo Teatro il Verdi si inserisce in questo contesto culturale complessivo di una città, la Urbs Picta, che ha grandissime ambizioni. Un'operazione di restyling costata 200.000 euro e finanziata interamente dal Comune. L'intervento, che arriva a 20 anni di distanza dall'ultimo restauro del 1999, ha consentito di rifare la facciata e di concludere interventi sulla struttura per garantire la tenuta del tetto. Nei prossimi giorni verrà completata inoltre la rimozione delle impalcature. Il presidente dello Stabile del Veneto, svelando la nuova facciata, ha annunciato iniziative per coinvolgere i padovani nella vita del Teatro Verdi. Stiamo lavorando attorno all'idea di un comitato che aiuti i cittadini a entrare direttamente nella gestione del teatro, perché io non posso dire che ho aperto il teatro finché non ho aperto non solo le porte, ma anche le stanze dove si decide della vita del teatro.